Rieccoci insieme, ben arrivati cari telespettatori. Adesso un appuntamento, come abbiamo detto cerchiamo di farlo anche abbastanza serrato come tempistica, con il sindacato per parlare dei problemi dei lavoratori. Abbiamo visto le numerose telefonate, tantissimi messaggi che sono arrivati lunedì scorso. Avevamo un sindacalista della UIL, abbiamo affrontato lo Sport System, un'area particolare nel Trevigiano. Adesso ci spostiamo giustamente a livello regionale o comunque di nord-est e parliamo con un sindacalista invece della CGIL, Fabrizio Maritan. Grazie di essere qui con noi, responsabile politiche del lavoro della CGIL del Veneto. Allora, dati anche che sono appena venuti fuori, il prodotto, cioè diciamo il movimento economico e produttivo interno è crollato paurosamente, siamo ai segni negativi, l'economia è stagnante, è ferma, siamo in piena recessione e questa politica diciamo che doveva essere curativa con questa tassazione esasperata eccetera, ha bloccato ogni tipo di investimento, di movimento, ma addirittura la cosa eclatante è stato che per esempio è aumentata la benzina, si pensava che lo Stato forse pensava che aumentando le accise aumentassero le entrate, ma con i soliti ragionamenti che io dico che sono del signor Fantozzi che non guarda la realtà, non ha tenuto conto della componente psicologica che gioca sempre, ha avuto un introito del meno 5%, diciamo solo del fattore accise e benzina. Per cui questa politica di estrema pesantezza non è servita certo a nulla, anzi abbiamo dei dati, adesso lei mi conforterà con quello che dispone, con quello che sta facendo, che ci segnalano che moltissime aziende, piccole e medie, poi noi abbiamo parlato anche con gli artigiani eccetera, stanno mettendo in cassa integrazione. Abbiamo una cassa integrazione ordinaria, la cassa che sta tra l'altro giungendo a termine, perché ormai abbiamo anche questo, quella in deroga e ovviamente tantissimi telespettatori sono allarmati, hanno paura, hanno ansia, sono famiglie, licenziamenti in grosse realtà aziendali e anche piccole. Vogliamo parlare anche delle piccole e medie, perché giustamente, come tutti sottolineano sui giornali, si parla solo dei grandi numeri, invece la somma dei piccoli fa più quella dei grandi, verissimo. E allora, qual è la situazione che stiamo affrontando, che state anche voi affrontando come parti sociali, quindi cercando di mediare, però non so quanto poi riusciate a mediare effettivamente quando soldi non ce ne sono. Beh, in questa fase, giustamente, come ha detto lei, la situazione economica, produttiva e occupazionale è molto grave, anche per una regione come il Veneto che notoriamente diciamo, ha un sistema produttivo molto importante, sia per quanto riguarda il settore manifatturiero, ma pensiamo anche alla componente del turismo, alla componente dell'agricoltura, dell'agroalimentare. Quindi la nostra è una regione che prima della crisi aveva tassi di disoccupazione attorno al 3-4%, tant'è vero, dicevamo, una condizione fisiologica. Attualmente il tasso di disoccupazione, quello ufficiale è oltre il 7%, ma diciamo che quello reale è tranquillamente vicino al 10%, anche per quanto riguarda il Veneto, perché dovremo calcolare anche tutte quelle persone che i dati Istat non calcolano dal punto di vista della disoccupazione, che sono appunto i cosiddetti scoraggiati, oppure sono i lavoratori in cassa integrazione, sono tanti, in cassa integrazione straordinaria o in deroga, che sono lavoratori che magari difficilmente potranno rientrare al lavoro, insomma, o comunque una parte difficilmente rientrerà al lavoro, quindi là, come ha fatto notare anche la Banca d'Italia, insomma, in più occasioni, il dato reale per quanto riguarda la disoccupazione normalmente sono 3-4 punti superiori al dato Istat, insomma, quindi noi se siamo al 7%, realisticamente siamo attorno al 10%, insomma, e purtroppo non si vede la fine di questa crisi, perché i segnali di inversione di tendenza per quanto riguarda il sistema produttivo veneto non ci sono, insomma, ecco, allo stato attuale purtroppo. Realisticamente parlando, anche entrando nelle fabbriche, perché voi entrate nelle aziende, certo, avete lei in modo particolare, essendo del Dipartimento Lavoro, ha questi confronti che non penso siano tanto piacevoli con la realtà. Cos'è che nota che è venuto a mancare principalmente? E dopo andiamo a vedere che cosa si dovrebbe immediatamente fare per il lavoro, perché il lavoro forse è la cosa principale per poter pensare a un'economia, non dico di farla muovere, pensare.
Ma è una domanda difficile. Quello che è venuto a mancare sicuramente sono state, diciamo, delle politiche rivolte soprattutto agli investimenti, in particolare per quanto riguarda il sistema industriale, il sistema manifatturiero del Veneto, che è una delle realtà, insomma, più avanzate a livello nazionale, direi anche a livello, per certi versi anche a livello europeo. Sono mancate delle politiche di sostegno, di aiuto alle imprese, soprattutto di sostegno alle esportazioni da un lato e quindi all'innovazione, alla ricerca, cose che si dicono sempre, ma sono quelle poi, perché noi investiamo poco in ricerca, in innovazione, aiutiamo poco le imprese, soprattutto le imprese della nostra regione, che sono particolarmente vocate alle esportazioni. Dall'altro lato, quello che è mancato, sono mancate le politiche da parte dei governi precedenti, in particolare dei governi che hanno preceduto il governo Monti, e quindi, insomma, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, insomma, il governo Berlusconi prima e in parte al governo Monti sono mancate quelle politiche, come dire, per mettere un po' più di soldi in tasca alle persone, perché poi la domanda interna, perché il nostro paese, insomma, un paese di quasi 60 milioni di persone, la domanda interna e quindi le produzioni per il consumo interno, insomma, eccetera, vi sono, come dire, ci sono se nella misura in cui le persone possono spendere qualcosa. Quello che è mancato anche da parte, secondo noi, insomma, secondo la CGIL del governo Monti, è mancato, come dire, il governo Monti ha insistito troppo sulle questioni fiscali, insomma, e quindi da una parte per quanto riguarda le tasse per lavoratori e pensionati, soprattutto il prelievo IRPEF che è aumentato, da una parte l'IMU che è stata fatta in fretta e furia, insomma, e quindi anche anticipata rispetto alle tempistiche. Con poca equità da questo punto di vista, e quindi ci doveva essere una fase sì di lotta all'evasione e di risanamento della finanza pubblica, ma dall'altro lato una maggiore attenzione agli investimenti e soprattutto lasciare un po' più di soldi in tasca alle persone, ai lavoratori e ai pensionati, per poter spendere un po' di più. Certo, si è pensato di sanare quello che si voleva sanare, certo. Dare una mano magari a certe entità ben precise, ma non a quello che è il paese reale, certo, e quindi all'economia reale. L'economia reale ha bisogno, insomma, per cui le persone si sono trovate in questi anni. Noi non dimentichiamo che siamo al 6º anno di crisi, non era mai successo dal dopoguerra ad oggi. Io mi occupavo di lavoro anche nei primi anni 90, quando c'è stata una forte crisi negli anni 91-92, però c'era anche la svalutazione che in qualche misura poi ha aiutato anche le nostre esportazioni, però è stata una crisi congiunturale di un paio d'anni, ma qui siamo al 6º anno di crisi e di conseguenza molte persone non hanno nemmeno un reddito, diciamo così, un reddito da lavoro dignitoso, perché molte persone, a parte quelle che insomma poi sono state licenziate e disoccupate, molte persone stanno vivendo con un reddito da cassa integrazione. Un reddito da cassa integrazione significa che in una famiglia entrano 300, 400, 500 euro in meno, perché la cassa integrazione, un mese di cassa integrazione significa dai 700 agli 800 euro al mese. Quindi c'è stata una riduzione del reddito delle famiglie da un lato, di riduzione del potere d'acquisto dei salari, dall'altro lato qualche milione di famiglie ha introitato redditi inferiori, perché cassa integrazione, perché mobilità, perché disoccupazione significano mediamente 4-5 mila euro almeno all'anno. Assolutamente. Secondo lei, faccio un po' un'obiezione che è stata fatta anche qualche giorno fa, quanta responsabilità invece ci può essere in capo a taluni imprenditori nell'aver fatto anche delle politiche aziendali dettate dal momento, quindi non investimenti di un certo genere, aver fatto delle azioni che poi si sono dimostrate dei boomerang. Questo perché ce l'hanno sottolineato più che i lavoratori,
degli imprenditori che invece si sono ben guardati da fare certe azioni, quindi di cogliere il momento gaudente, invece sono andati coi piedi pesanti, hanno investito comunque in sviluppo, ricerca, innovazione, in figure professionali qualificate, in formazione continua, eccetera, dicono noi comunque nuovi mercati abbiamo retto, quindi mea culpa anche a quelli che adesso stanno crollando, con tutti purtroppo i lavoratori che non c'entrano niente, che anzi sono figure sfruttate in questo senso. Sì, beh, qui naturalmente adesso, negli ultimi 4-5 anni, insomma, per quanto io conosco, insomma, le imprese, insomma, soprattutto le imprese medio-piccole, stanno facendo i salti mortali per poter, diciamo così, continuare l'attività, essere competitive e cercare di mantenere la forza lavoro in azienda. Il problema vero riguarda, diciamo, il periodo precedente alla crisi, nel senso che nel periodo precedente alla crisi, diciamo, quando c'è stato un periodo invece dove l'economia, soprattutto dagli anni 2000 agli anni 2007, insomma, sono stati anni in cui l'economia tirava, in cui c'era la possibilità di fare delle politiche industriali, delle politiche per quanto riguarda, diciamo così, l'innovazione e la ricerca, e purtroppo molte aziende non hanno colto questa diciamo così, questo segnale, e invece di investire nelle loro aziende, quindi di aumentare la ricapitalizzazione aziendale per investimenti, per ricerca, per innovazione, per nuovi prodotti, perché poi, insomma, sappiamo che noi non siamo in grado, questo ormai lo sanno anche i bambini delle elementari, non siamo in grado di competere con certi prodotti che vengono fatti nei paesi cosiddetti emergenti, anche per i costi della manodopera. No, le cosiddetti tigri asiatiche, e noi dovevamo e dobbiamo assolutamente puntare su una diversa qualità dei prodotti, quindi sì, come dire, su processi organizzativi aziendali, ma soprattutto sull'innovazione di prodotto, oltre che su quella di processo. E qui le aziende non hanno fatto, molte aziende che potevano farlo, non hanno fatto quegli investimenti che dovevano fare, soprattutto le medie e grandi aziende. Un discorso diverso riguarda le piccole. Ecco, per andare alle piccole, adesso ne parliamo subito, io devo andare in pubblicità, per cui un brevissimo intervallo, poi andiamo a parlare anche delle piccole e medie del territorio, quindi anche il settore artigiano in certo qual modo, che ha dei dipendenti e che quindi ne stanno risentendo. Tra poco. Molto confusa, insomma. Allora, rieccoci qui, parliamo delle piccole aziende, giustamente delle aziende artigiane. Qual è la situazione che voi state attraversando? Dai segnali che noi abbiamo, in particolare, insomma, sì, con i lavoratori che vengono, diciamo, ai nostri sportelli, e dall'altro lato, insomma, nel dialogo continuo che abbiamo con le associazioni artigiane, e dai dati, insomma, che poi abbiamo mensilmente da parte dei vari enti che si occupano appunto di statistica, da Unioncamere all'Istat, eccetera. La situazione, diciamo, delle piccole imprese, delle imprese artigiane, è una situazione molto, diciamo, molto pesante. Ma secondo lei sono destinate, come hanno detto alcuni esponenti politici, a scomparire, quindi è ormai una parabola discendente, ci dovrà essere un nuovo modo di fare impresa più forte, più consistente, eccetera, o è una parabola che potrà vedere una ripresa? Cosa sta succedendo? Perché vabbè, al di là delle politiche attuate, che non erano certo pro piccolo, ma anzi soltanto pro grande, o casomai per far entrare nuovi capitali e finanziari, multinazionali, eccetera, non consci, ignorando completamente, deliberatamente, di che cosa è fatto il nostro tessuto produttivo. Però il rischio è enorme, perché si viene fagocitati da altre realtà, lo stiamo vedendo alla Grecia. La Grecia sta venendo spezzettata, acquistata dagli altri, dalla Francia, dalla Germania. Se poi si incunia e trova interesse la Cina, poveri loro, ma poveri noi. Questo è il dato di fatto. E allora questo le chiedo, secondo lei è una parabola discendente? Poi un'altra domanda, altre forze politiche propongono
vendere gli immobili dello Stato, insomma alcuni beni dello Stato. Questo può essere un rischio per l'entrata sempre di capitali stranieri, nel senso di perdere un potere che comunque è dello Stato italiano, o no? Come la vede? Cioè c'è proprio necessità di fare anche questo? Sono un po' due... Sì, no. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, noi diciamo, come Paese, come Italia, in particolare come Veneto, abbiamo diciamo, una dimensione di piccola impresa e di impresa artigiana che è notoriamente, diciamo così, di gran lunga sopra quelli che sono gli standard europei. Non c'è, diciamo così, un paese come dire, europeo che ha diciamo, uno standard di piccole imprese e imprese artigiane come l'Italia. Quindi secondo me noi siamo destinati a ridurre la presenza di piccola impresa e soprattutto di imprese artigiane in questo paese. Però il problema è che molte delle nostre imprese artigiane e molte piccole imprese non sono diciamo, imprese artigiane nel vero senso, nel senso stretto della parola, perché noi sappiamo che molti basta come dire, andare alla Camera di Commercio, aprire la partita IVA e diventa un lavoratore, come dire, un imprenditore artigiano, un lavoratore autonomo, quindi sotto come dire, la parola artigiano c'è di tutto. Quello che secondo me invece va valorizzato di più sono le imprese artigiane, quelle diciamo, che effettivamente hanno una dimensione di lavoro artigiano vero, sia pure diciamo, non quello di 50 anni fa, ma quello di questi anni, quindi di imprese artigiane che effettivamente fanno come dire, delle produzioni molto come dire, di qualità, importanti. Certamente gran parte delle imprese artigiane lavorano come dire, per conto terzi, insomma, per la media e grande impresa, però l'impresa artigiana dal mio punto di vista può come dire, evolversi con una serie di aiuti, con una serie di strumenti e puntare alla qualità del lavoro, delle produzioni, puntare soprattutto ad aggregarsi, perché molte imprese artigiane devono cominciare a qualcuno l'ha già cominciato a farlo, insomma in qualche distretto anche della nostra regione deve cominciare a ragionare diversamente, a fare rete, ad aggregarsi e quindi come dire, a fare sistema da questo punto di vista, a ridurre i costi, e da questo punto di vista penso che per le nostre imprese artigiane, piccole imprese, ci sia un futuro, però sicuramente non come adesso, non come adesso, insomma, noi stiamo come dire, concludendo una storia per quanto riguarda il sistema artigiano della piccola impresa. Se ne deve aprire un'altra, se ne sta aprendo un'altra, ci vorrà del tempo, però quello che è importante è puntare alla riqualificazione del lavoro artigiano, del lavoro vero artigiano. Assolutamente. Sì. Prego. Sì, poi mi aveva fatto un'altra domanda che è un po' più, le dismissioni è un po' più difficile, diciamo così. No, così quello un po' parla. Non è diciamo, un campo del quale io certo. mi occupo, però sicuramente insomma, anche, vedo che in campagna elettorale tutti i partiti si stanno, come dire, uno dei punti sui quali si cerca di, diciamo così, di far cassa e quindi di avere delle entrate anche per abbattere il debito pubblico, da questo punto di vista è quello diciamo, delle dismissioni. Sicuramente c'è anche qui molto da fare, quello che è importante è che non si vadano a dismettere i pezzi pregiati, non si vadano a vendere e a dismettere i pezzi pregiati di questo paese. Ecco, i pezzi pregiati ce li teniamo, anzi li dobbiamo valorizzare e cerchiamo invece di mettere in vendita quello che si può mettere in vendita, insomma, ecco. Esattamente. A proposito di far cassa, per rispondere appunto a una provocazione che aveva fatto un onorevole che è venuto anche da noi in trasmissione di recente e che aveva detto comunque, che tra l'altro era in commissione bilancio, per cui non l'ha detto come buttad, ma forse con una certa consapevolezza, e ha provocato delle reazioni giustamente da parte di telespettatori che però non hanno avuto una risposta. Diceva che la cassa integrazione stanno finendo molte, soldi comunque non ce ne sono per pagarle, per pagare queste, e quelle in deroga dovrebbero finire tra l'altro a marzo. Che cosa spieghi un attimo a chi ci ascolta, a chi vive questa realtà, cioè qual è la situazione? Allora, facendo anche le due distinzioni, perché per tipologie di aziende, insomma. Allora, noi abbiamo un sistema di
diciamo così, di ammortizzatori sociali, quindi di sostegno al reddito per i lavoratori, che è fatto in due, diciamo così, da due strumenti fondamentalmente. Una è il sistema di disoccupazione e indennità di mobilità per chi perde il lavoro, per chi è disoccupato, e l'altro è la cassa integrazione per chi, diciamo, lavora in aziende che momentaneamente sono in difficoltà e in crisi. Ecco, la cassa integrazione si divide in cassa integrazione ordinaria per aziende che sono momentaneamente in crisi, che hanno problemi, diciamo così, congiunturali, e poi c'è la cassa integrazione straordinaria che invece serve alle imprese che invece devono fare una profonda riorganizzazione e ristrutturazione. La cassa in deroga è un sistema che nel nostro paese è in vigore esattamente circa dal 2004, sono quasi 10 anni che è in vigore. Inizialmente è stata, diciamo così, attivata per il sistema della moda, che era in crisi nei primi anni 2000, e poi via via si è allargata alle altre imprese, soprattutto alle piccole imprese, alle imprese artigiane, che sono le imprese del terziario con meno di 50 dipendenti, che non sono coperte dalla cassa integrazione. Quindi la cassa in deroga, quando è iniziata questa forte crisi, che abbiamo detto dura ormai da più di 5 anni, siamo al 6º anno di crisi, a fine 2008, la cassa in deroga è stata sostanzialmente estesa dall'allora ministro Sacconi e ministro del Tesoro Tremonti, è stata estesa a tutti i lavoratori delle piccole imprese, del terziario, insomma a tutte quelle realtà che non erano coperte dalla cassa ordinaria e straordinaria. E cosa hanno, perché questo mi serve poi magari per qualche domanda successiva, però lo Stato allora non aveva tutte le risorse e il ministro Tremonti non ha messo a disposizione tutte le risorse per coprire diciamo, le imprese, i lavoratori che erano e che sono, come dire, non coperti dalla cassa ordinaria straordinaria. Anche perché poi non erano così tanti al tempo, tra l'altro, no? Beh, ce n'erano, ma non diciamo che allora il 2009 è stato l'anno, 2008 no, ma il 2009 è stato, 2009 e 2010 sono stati gli anni più pesanti della crisi, adesso noi siamo stornati a livello di 2009. 2009 è stato l'anno in cui... Siamo sempre in un anno orribilis. Sì, l'anno orribilis, noi siamo a livelli del 2009, l'anno in cui le domande e le ore di cassa integrazione in deroga sono state, diciamo, un numero spropositato da questo punto di vista. E, ripeto, in quel momento, siccome non c'era il Ministro del Lavoro Sacconi, questo va detto e va detto con forza, non si è voluto fare la riforma, non hanno voluto fare la riforma degli ammortizzatori sociali, una riforma seria che era stata messa in campo dal loro ministro Damiano col governo Prodi nel 2007, poi il governo è caduto, c'era la delega per fare la riforma, il ministro Sacconi non ha mai attivato la delega per fare la riforma degli ammortizzatori sociali, quindi estendere sostanzialmente quello che oggi diciamo il sistema mutualistico solidaristico che vige per le imprese del settore industriale, parlo delle piccole imprese, perché anche le imprese piccole del settore industriale con meno di 15 dipendenti pagano un contributo mensile per finanziare i fondi per la cassa ordinaria. Bastava semplicemente allargare, io la dico in termini, poi si può differenziare in termini di contributo, in termini di durata, di giornate, però si poteva semplicemente allargare la cassa integrazione, il sistema di cassa integrazione ordinaria che vige oggi per la piccola impresa industriale al sistema delle aziende del commercio, dell'artigianato che non erano coperte. Non si è voluto fare questo perché, per questioni politiche, perché il Ministro del Lavoro Sacconi non voleva, diciamo, disturbare il sistema artigiano, il sistema del settore del commercio e così via, e di conseguenza la cassa integrazione in deroga è stata pagata e viene pagata da 5 anni a questa parte con diciamo così, la fiscalità generale, come dire, tutti noi che paghiamo le tasse, l'IRPEF eccetera, contribuiamo a finanziare la cassa integrazione in deroga per le imprese artigiane e per il sistema, diciamo così, delle imprese del commercio in modo particolare. Ecco, questa cosa poteva durare un anno o due, ma oggi sta durando
Ma perché siamo al sesto anno di la crisi. scadenza da marzo? Cosa vuol dire? Che se già soldi non ce ne sono, cosa Perché, c'entra? perché fino al 2012 il finanziamento veniva diciamo, da una parte è un finanziamento statale, era un finanziamento statale dal Fondo per l'occupazione. Dall'altro lato le regioni intervenivano col cosiddetto cofinanziamento. Perché come dicevo allora nel 2008-2009 il ministro Tremonti e Consaconi hanno deciso che le regioni dovevano cofinanziare la cassa in deroga. Quindi le regioni hanno cofinanziato la cassa in deroga. Per darle un dato e per darlo a chi ci ascolta, noi in questi 5 anni abbiamo speso come Sistema Italia oltre 5 miliardi di di finanziamento per la cassa integrazione in deroga, 5 miliardi, e quasi un altro miliardo lo hanno tirato fuori le regioni, che però le regioni li hanno presi non dal proprio bilancio, li hanno presi dai fondi sociali, dal Fondo Sociale Europeo, certo, in modo particolare. Sì. Quindi noi siamo come dire, stati penalizzati dal fatto che non è stata fatta a suo tempo, quando doveva essere fatta, la riforma di ammortizzatori sociali. Dicevo, bastava estendere a tutti, anche con aliquote ridotte e con tempistica ridotta per il sistema artigiano della piccola impresa del commercio, il sistema vigente per la piccola industria. Non si è politicamente voluto fare. A questo punto noi per i prossimi anni, fino a quando andrà in vigore a regime la cosiddetta riforma Fornero, che secondo noi è completamente da rivedere per quanto riguarda la parte sugli ammortizzatori sociali, perché non è assolutamente universalistica, non va a garantire i lavoratori artigiani, i lavoratori delle imprese, del commercio e così via, quindi va assolutamente rivista in particolare sulla parte degli ammortizzatori sociali, ma noi per i prossimi 3 anni avremo ancora da garantire e dobbiamo garantire un minimo di sostegno al reddito ai lavoratori dell'artigianato e della piccola impresa, e non solo, che sono privi di tutele. Adesso i finanziamenti che sono stati messi in campo per il 2013 sono esclusivamente di natura statale, non c'è più il cofinanziamento delle regioni. Dal 2013 intanto c'è una prima tranche che sarà erogata alle regioni nei prossime settimane. La Regione Veneto deve firmare, a giorni firmerà, se non ha già firmato ieri, insomma, ma firmerà questa settimana l'accordo con il Ministro del Lavoro per la prima tranche 2013 di 38 milioni di euro. 38 milioni di euro significa che la prima tranche 2013 servirà a coprire i mesi di gennaio e febbraio. Ma i lavoratori che aspettano ancora da settembre, sono arrivati più messaggi di lavoratori che non percepiscono da mesi l'indennità? Sì, qui c'è una novità, diciamo, di questi giorni, che credo e spero i lavoratori siano stati informati. Noi, come dire, ci siamo mobilitati subito, insomma, come organizzazioni sindacali, come CGIL e CISL UIL, perché dopo la decisione del Ministro del Lavoro e attuata dall'INPS, insomma, di non pagare più le casse integrazioni in deroga del 2013, che diciamo così, non erano arrivate prima del 31/12/2012, a questo punto, sapendo che in Veneto c'erano e ci sono 3.000 domande di cassa 2012 ferme, che coinvolgono circa 18.000 lavoratori, più altri 3.500 lavoratori che hanno fatto domanda di mobilità in deroga, per un totale di circa 21.000 lavoratori, quindi 21.000 persone che aspettano da ottobre, novembre e dicembre 2012 l'indennità mensile di cassa integrazione di mobilità. Ci siamo attivati immediatamente, ricordo che abbiamo fatto anche iniziativa, un presidio, manifestazione a Venezia a fine gennaio su questo, poi a livello nazionale. Finalmente la settimana scorsa, venerdì scorso, a seguito di iniziative CGIL e CISL nazionali e del Presidente delle Regioni, il Presidente Emilia Romagna Errani, il Ministro del Lavoro ha avuto, come dire, un soprassalto, mi permetta, come dire, di presa di coscienza rispetto alla situazione reale che c'è nel Paese, e ha diciamo, deciso di liberare risorse per circa 180 milioni di euro che serviranno a pagare 2 mensilità di cassa e di mobilità
arretrati del 2012. Pensate, per cui non vengono Due più mensilità, certo. significa però che non verrà pagato tutto il 2012, perché Quindi come questa è dire, un po' la resterà notizia. ancora qualcosa da pagare il 2012 per cui la cassa, settembre-ottobre, se in dicono particolare per la cassa e in parte per la mobilità. Diciamo che però noi adesso naturalmente faremo di tutto. Non so se ormai con questo governo non sarà più adesso ormai, possibile. esatto. Il prossimo governo, fra le tante cose che dovrà fare, dovrà mettere mano e risolvere il problema, sanare il 2012 e cominciare a mettere mano al 2013, perché è evidente che per quanto riguarda il 2013 noi abbiamo dicevo prima, una prima tranche che verrà deliberata, diciamo, in questi giorni con la firma dell'assessore regionale col Ministro del Lavoro per 38 milioni di euro e questa garantirà fino a fine febbraio. Poi ci sono altre risorse che sono disponibili, che sono state, diciamo così, sono finanziate attraverso la legge di stabilità 2013 e sono altre, diciamo, circa 200 milioni di euro. Che si vanno ad aggiungere, diciamo, a dei residui che ci sono ancora da dividere. Quindi diciamo che con le risorse che arriveranno nelle prossime settimane e con le risorse che dovranno essere distribuite nel riparto fra le singole regioni italiane nei prossimi giorni, noi pensiamo, insomma, che si arriverà attorno al mese di maggio, insomma, ecco. Diciamo che fino a fine maggio dovremmo essere tranquilli. Ma quello che voglio chiedere, anche perché alla luce degli ospiti che abbiamo avuto ieri, settore artigiano, tutto l'indotto della Benetton sostanzialmente, che ha provocherà danni enormi. E molte imprese artigiane dicono abbiamo tanti dipendenti, a parte tutti i beni strumentali, strutturati per questo tipo di produzioni, bla bla. Chiederanno cassa integrazione, alcuni già dicono chiuderemo, non abbiamo niente da fare. Prima di andare in pubblicità rapidamente, questi che chiedono cassa integrazione domani, faccio l'esempio, tra 15 giorni, insomma appena si rendono conto che è tragica, potranno, in deroga poi perché sono artigiani, potranno tenerlo oppure no? Perché è inutile andare a... Non si sa. No, qui naturalmente lo potranno fare nelle misure in cui sono artigiani, lavoratori Però dipendenti. bisogna vedere se poi i soldi mai arriveranno. Devono essere lavoratori dipendenti, diciamo, Certo. perché l'artigiano, diciamo, autonomo con partita IVA non rientra, diciamo, nella... No, qua siamo aziende proprio strutturate che hanno dei dipendenti. No, lo potranno fare se possono accedono alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, perché prima di accedere alla deroga si deve accedere all'ordinaria o straordinaria per chi ha più di 15 dipendenti, eccetera. No, ma queste sono realtà molto... No, se sono delle realtà piccole, questi accedono alla cassa integrazione in deroga e finché ci sono i soldi la Regione pagherà con un po' di ritardo, anzi con un po' di ritardo, perché adesso abbiamo perso quasi 2 mesi di tempo per responsabilità del Ministero del Lavoro, del Governo e della Fornero in particolare, che ha bloccato tutto, e quindi l'INPS si troverà ingolfato di migliaia di domande in Veneto e in Italia da dover pagare, quindi ci saranno dei ritardi. E qui mi chiedo come, non ci si renda conto di certi errori terribili e si propugna ancora delle possibili soluzioni. Detto questo, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Vogliamo fare qualche battuta? Allora, eccoci qua, proprio una battuta relativamente alla riforma del mercato del lavoro e quello che lei accennava, perché abbiamo 5 minuti per cui è doveroso anche qua un intervento. Sulla riforma del mercato del lavoro, dicevo prima, le due parti della riforma più importanti riguardano da un lato diciamo, le modifiche che sono state fatte ai rapporti di lavoro, alle tipologie di impiego, quindi al rapporto di lavoro a tempo determinato, il lavoro a progetto, il lavoro a chiamata e così via. E qui i primi dati che abbiamo sono dati sconfortanti, nel senso che, complice anche la situazione di crisi che c'è,
È evidente, come dire, ormai lo sanno anche i sassi, che le riforme del mercato del lavoro non aumentano l'occupazione. Era solo la ministra Fornero che pensava di poter aumentare l'occupazione, tanto più in un periodo di crisi, con una riforma della normativa in materia di mercato del lavoro. Ma si dice solo che eventualmente potrebbe essere rivista a sommi capi in qualche piccolo particolare, quando poi operativamente tanto una quanto l'altra si bisognava mettere mano senza dubbio, però sono state terribili per l'attuale situazione economica, cioè riforme veramente sono state terribili, soprattutto perché invece di aiutare soprattutto i giovani a ridurre la precarietà, perché uno dei punti fondamentali, non dimentichiamolo, della riforma doveva essere quello di aiutare i giovani nel superamento della precarietà. Un blocco in entrata terribile. È evidente, come dire, poi ripeto, che in una situazione di crisi non si possono immaginare chissà che benefici, però si potevano fare delle cose diverse, in particolare per la prima parte sulle tipologie di impiego si doveva per esempio mettere a disposizione delle imprese degli incentivi, insomma, sotto forma di sgravi contributivi, di riduzione della fiscalità, eccetera, per favorire l'assunzione stabile, per l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani. Allora, noi sappiamo che, come dire, non occorreva ce lo dicesse Monti e neanche prima qualcun altro, insomma, che il posto fisso non è, come dire, non è più, come dire, l'orizzonte da un po' di anni, insomma, per quanto riguarda il mercato del lavoro, e lo sanno anche i giovani. Purtroppo qui siamo in una condizione in cui la precarietà ormai è il vero problema che abbiamo. Ma per carità, cioè, ormai è da diversi anni che chi è nel mercato del lavoro il posto fisso lo sa che non ce l'ha, però una cosa è dire sono io a scegliere di andare via, una cosa, oppure se vado via trovo un'altra occupazione in un'altra azienda, eccetera. Una cosa è sapere che vai via, stai fuori 6 mesi, ritorni 2 mesi. Io mi chiedo, questo discorso in uno stato anche sociale, tale dovrebbe essere, poi vediamo dove andiamo a precipitare, un domani come è possibile pensare a delle pensioni per tutti coloro che adesso stanno lavorando? Se uno lavora 6 mesi e poi se ne sta a casa, appunto demanda il contributivo, come potrà essere previsto? E allora cosa ti trovi? Una massa di persone sui 60 anni che non lavorano, non occupati, che devi mantenere come? Non prendiamoci in giro, allora a questo punto veramente c'è la rivolta civile. Una battuta, siamo in chiusura. Su questo naturalmente, insomma, la riforma del mercato del lavoro da questo punto di vista ha delle, come dire, grosse carenze e responsabilità anche per il futuro di tutti, in particolare dei giovani. In modo particolare non ha, ripeto, messo a disposizione degli incentivi per favorire, per aiutare i giovani e le imprese ad assumere con contratti di lavoro stabili. Molti giovani ormai si accontenterebbero anche di un contratto a tempo determinato e non il lavoro a progetto, il lavoro a chiamata e così via. Dall'altro lato, una riforma degli ammortizzatori sociali significa proprio che nei periodi di disoccupazione, nei periodi in cui non ho lavoro, ho dei servizi pubblici o privati che mi aiutano a cercare lavoro e ho una contribuzione figurativa a scopi, come dire, con finalità pensionistica che mi copre il periodo, diciamo così, di carenza di lavoro. E poi l'effettivo incontro domanda e offerta, che è altrettanto importante, perché sembra che uno va da una parte e uno dall'altra, nonostante ci siano i centri per l'impiego, tutte queste cose qua. Grazie a lei di essere intervenuto in trasmissione, grazie a Fabrizio Maritan, grazie a voi di averci seguito. Noi come sempre ci ritroviamo domani. Grazie.